Cosa ci prepariamo di buono oggi? Di la verità, tu vuoi qualcosa di salato, veloce, sfizioso la sera, da fare presto presto. Fagottini salati. L'altra volta li ho fatti dolci e tante di voi hanno detto: Maria, ma salati si possono fare? Certo che si possono fare. Questo qua è quella cosa che voi la sera non dici, che devo cucinare stasera? Ti fai un fagottino ripieno con qualsiasi cosa. Questo è ricotta e salame. Questi sono semplici e veloci da fare. Noi li andiamo a preparare. Andiamo. Per questo impasto farina, latte e olio di oliva, un cucchiaio di formaggio grattugiato, un poco di sale, un po' poco, e mescoliamo. E qualcosa, Maria, non lo volevi dimenticare, un cucchiaino di lievito per torte salate, lievito istantaneo. Questo qua per la grandezza vi regolate voi, io ne faccio 4. Se ne volete fare di più, raddoppiate le dosi. All'interno ci possiamo mettere quello che preferiamo. Io ne faccio 2 arrosto di tacchino e galbanino e 2 ricotta sicuro. Ora decido. Ma vediamo un po'. Chiudiamo così. Bene. Ecco qua. Ricotta, formaggio grattugiato, un po' di pepe e ci aggiungo del salame. Ho aggiunto il salame e chiudo. E chiudo anche questo. Ho messo una padella antiaderente con un filo d'olio di oliva, li facciamo in padella. Ecco qua, fiamma bassa, copro e faccio cuocere. Eccoli pronti, io li ho fatti cuocere 5-6 minuti per lato. Mi raccomando, fuoco basso. Come si può vedere, non so geometra, non vengono mai tutti quanti uguali. Questa ricetta qua, l'importante è avere la farina di base e il ripieno a piacere, perché nella ricetta che vi scrivo in descrizione il latte lo potete sostituire con l'acqua. Se non avete il lievito istantaneo per torte salate, un cucchiaino meno di un cucchiaino di bicarbonato. Se non ce l'avete, non ce lo mettete proprio, vi verrà un risultato più croccante. Quindi si possono fare come preferite, con quello che avete a casa. L'importante è avere la farina.